Allora, benvenuti, grazie alla stampa giunta qui per questa conferenza stampa, grazie anche ai supporter, ai tifosi che ci gradiscono della loro presenza. Al tavolo abbiamo oggi la presentazione del nuovo mister del Portogruaro Calcio, è una faccia nota, la conoscete tutti, nel ruolo di giocatore, in particolare centrocampista classe 79, ormai sono 4 anni, gli ultimi 4 almeno che siamo qui a Portogruaro, in precedenza altre esperienze sempre nel portoguarese. Andrea De Cecco è il nostro nuovo allenatore. La parola direi per dare intanto così la presentazione ufficiale. Presidente, direi che 2 parole di circostanza per questa scelta interna, chiamiamola così. Quindi scelta interna, scelta di famiglia, la sua parola naturalmente al nostro Presidente Andrea Bertolini. Bene, quindi dopo aver ricevuto le dimissioni lunedì abbiamo deciso di prenderci 24 ore di tempo per decidere chi poteva traghettare queste 9 partite, e la scelta è caduta su una persona sulla quale tutti abbiamo un'enorme stima e fiducia, che si chiama Andrea De Cecco, e conosce benissimo l'ambiente, conosce sicuramente tutti i compagni di squadra con i quali, con i quali ha giocato in questi ultimi anni. Abbiamo fatto questa scelta perché l'ambiente e la squadra hanno bisogno di tranquillità, non ha bisogno di altri scossoni, di altra gente, allenatori che vengono da fuori, che per conoscere l'ambiente e i giocatori stessi poi hanno necessità di passare qualche settimana, e quindi siccome mancano solo 9 partite abbiamo deciso per questa cosa. Quindi io do il benvenuto in questo ruolo a Andrea, auguro a lui e a tutti noi le migliori cose, è la prima esperienza per lui. E quindi un grande in bocca al lupo, perché se lo merita, è un ragazzo molto serio e molto educato, quello che noi cerchiamo di portare avanti ormai da quando abbiamo preso in mano questa società. Farei dire 2 parole anche a Emanuele, perché la scelta è stata condivisa col DS e con il direttivo. Grazie, buonasera a tutti. Diciamo che il Presidente è stato già molto esaustivo, è stato chiaro sugli motivi che abbiamo scelto Andrea De Cecco. A 9 partite dalla fine, quando ci siamo guardati dopo le dimissioni di Pino Vittore, che fin da subito ringrazio perché ha tutta la mia stima e quello che ha fatto a Portogruaro in questo scorcio di annata. La scelta quando ci siamo guardati ci siamo confrontati per la scelta di Andrea De Cecco è stato proprio per quello che ha detto il Presidente, per quello che ha rappresentato fino a qui per lo spogliatoio, per quello che ci ha dato anche a livello umano, e abbiamo subito pensato a lui perché non c'era tempo da perdere, dovevamo avere una persona che conosceva già l'ambiente, che prendesse in mano la squadra senza avere grossi così scossoni proprio all'interno del gruppo. Ci siamo guardati in faccia, abbiamo fatto il quadrato e è iniziato già la martedì a lavorare senza che ci sia nessun tipo di discussioni o di varie così, problematiche all'interno dello spogliatoio. Credo che Andrea racchiuda i valori umani e abbia una competenza calcistica per aiutarci in queste 9 partite che mancano da qua alla fine, perché sappiamo che l'obiettivo nostro è importante ed è una scelta importante non perdere tempo. Quindi io credo, ne sono convinto e abbiamo condiviso la scelta a livello soprattutto societario, sia la persona giusta per noi da qua alla fine. Quindi anch'io vi auguro
ad Andrea in bocca al lupo, non benvenuto perché era già tra noi, ma insomma, sono sicuro che farà un ottimo lavoro. Bene. Andrea. A questo punto Andrea, giusto, manchi solo tu. Eccomi qua. Commento. Intanto ringrazio la società e il direttore per l'opportunità e per la fiducia che state riponendo in me e ringrazio anche i presenti e sono sicuro che farò di tutto per ripagare questa fiducia. È chiaro che anche dal mio punto di vista ci fosse stato un altro Andrea Del Cecco e io fossi stato un giocatore del Portogruaro, forse era la scelta più logica e più opportuna, proprio perché conosco le dinamiche e le problematiche, se ci sono o se ci sono state, e quindi non c'è da stravolgere molto, la squadra è prima, i ragazzi hanno fatto un gran lavoro e quindi merito anche all'allenatore Dino Vittore che ha lasciato la squadra lunedì. E ripeto, non c'è da inventarsi niente, solo rialzare la determinazione, l'entusiasmo e aggiustare alcuni dettagli che forse ci hanno portato a perdere qualche punto, ma ripeto, primi in classifica, 53 punti, 5 pareggi e 0 sconfitte, è un ruolino di marcia di una squadra che c'è, e questo deve essere da stimolo per tutti noi per alzare l'asticella anche della convinzione. E sinceramente domenica, quando ci sono state delle critiche al mister, giuste o meno giuste che siano, mi è dispiaciuto perché in un momento in cui la squadra deve avere il sostegno della piazza, del tifo, della tribuna, della curva, sono piovute delle critiche, ovviamente, ripeto, più o meno giuste. E questo penso sia il momento giusto per fare quadrato la squadra, la società, la città e i tifosi, perché penso che tutti, soprattutto in quest'anno che è un anno importante perché sono 100 anni che esiste il Portogruaro Calcio, e vista la possibilità di fare questo benedetto salto di categoria, è importante adesso unirci e ripartire più forti di prima. Grazie Andrea. Grazie. Posso dire? Sì, No, volevo partire con una questione veramente tecnica. Mi sembra che tu non hai il patentino della squadra senior, o sbaglio? No, ma io sono... Sei abilitato? Sei abilitato? Oh, perfetto, non pensavo che ci fosse magari una richiesta di deroga per... No, sei abilitato, questo è perfetto. Poi un'altra cosa, tu arrivi, è una situazione totalmente anomala, cioè devi provare a fare 80 punti, che per un torneo di 30 giornate a 16 squadre è un'enormità. Abbiamo visto squadre in campionati, a chi faceva meno, vincere con meno di 60 punti di recente in eccellenza in promozione, cito San Monabito e lo Veneto negli ultimi anni, eccetera. Per fare questo sei chiamato a fare un qualcosa di veramente grande, e per fare questo non basta un allenatore, ma ci vuole che tutti assieme si vada dalla stessa parte, perché si tratta di andare su tutti i campi e provare a fare quello che sta facendo il progetto con Montella dalla tua partita a sta parte, cioè che ha vinto sempre mangiandovi 6 punti sostanzialmente, no? Che non avete fatto un tracollo, ma questa è stata una frenata anche abbastanza che ci può stare in un torneo normale, solo che questo non è un torneo normale. Non è un torneo normale, non so se questo ti crea qualche cruccio il fatto di dover fare 9 partite, vincere su tutti i campi, eccetera. Poi c'è la sensazione che chi gioca contro di voi magari si spenda
mi ho negli occhi l'esultanza del Fossata di Piave nei 2 gol, che sembrava che avesse vinto la finale di Coppa dei Campioni, cioè una roba abbastanza anomala, voglio dire. Non so se fanno lo stesso con Prodeco Montello, cioè, però c'è questa cosa da andarci oltre, no? Purtroppo il passato del Portogruaro B, C, D induce qualsiasi giocatore, qualsiasi squadra a presentarsi qua o a giocare contro di noi, diciamo, con uno spirito diverso. Oltremodo adesso che siamo là davanti, e io non dico che l'ho fatta da giocatore, però quando giochi contro il Treviso, magari in eccellenza, o vai a giocare in D a Venezia, ci provi, lo spirito è diverso, se riesci a fare l'impresa l'esultanza è diversa. È chiaro che questo aspetto dobbiamo metterlo sul piatto, no? Lo sapevamo dall'inizio, e ripeto che siamo stati comunque fino a qui bravi, perché abbiamo pareggiato 5 partite, quindi la squadra sta andando alla grande, ha solo bisogno di concretizzare di più tutta la mole di occasioni che crea. Mi sembra che l'avversario che è domenica riporta a quello successo all'andata. Esatto. No. Abbiamo avuto 9-10 occasioni in quel frangente, anche un po' di sfortuna perché abbiamo preso palo attraverso un gol annullato. E da martedì ho preso in mano la squadra e ho cercato di dare questo input a partire dagli allenamenti, che poi è importante soprattutto negli allenamenti essere convinti, decisi, sotto porta, non andare tanto perché è proprio lì che crei quella mentalità che poi, se la riporti in campo insieme all'intensità, quei ragazzi, quei giocatori che abbiamo, non dobbiamo aver paura di nessuno. Vittorio ci aveva abituato un po' meno nelle ultime domeniche, però grosso modo faceva tanti cambi di formazione, un po' tutte le domeniche, alcune volte un po' spiazzanti, ma insomma ruotava tanto. Tu vuoi, non so, una linea di più di assestamento di un 11 un pochettino più o più chiaro, oppure no, perché comunque è un organico molto grande e quindi andrei... L'organico è indubbiamente all'altezza di un campionato da vertice, e quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta, a volte anche la difficoltà di dire a Tizio o a Caio di andare in tribuna, però fa parte del gioco e dell'essere a Portogruaro, con una società che ha puntato a fare il salto di categoria. Quindi detto questo, in campo poi bisogna trovare degli equilibri. Quando ci sono gli equilibri tattici è chiaro che si ottengono i risultati, perché poi è chiaro che se non riesci a rompere la partita con un gol, devi cercare di modificare qualcosa, di rompere appunto questi benedetti equilibri. Se riuscissimo con la squadra messa giù in campo a passare in vantaggio, quant'altro, anche a gestire il risultato, è chiaro che la gestione della squadra si può riconfermare in questo senso, ok? C'è talmente l'imbarazzo della scelta che uno può dire: adesso questa squadra ha la difesa lenta, io metto dentro 2 frecce nelle fasce, per dire. E questo per dire appunto che non c'è una linea definita. De Cecco non è che mette quegli 11 e gli 11 giocheranno da domenica e gli altri non si devono sentire importanti. Ho la fortuna e sfido qualsiasi altro allenatore a non aver avuto il piacere di sedersi sulla panchina del Portogruaro in queste condizioni con la rosa a disposizione. Bene, grazie. Andrea, hai qualcosa da chiedere? No. Gianfranco, tutto a posto? Tutto bene? No, una domanda la farei. Come è stato accolto dai giocatori, visto che ci sei stato insieme fino all'altro ieri, possiamo dire? Come l'hanno presa? Ma diciamo che il mio contributo anche da giocatore nei consigli ai ragazzi l'ho sempre dato, quindi alla fine un po' come riferimento mi vedevano già in squadra, ok?
perché penso sia giusto così, sia logico. Adesso che sono passato direttamente dall'altra parte, è chiaro che il rapporto umano che ho creato deve rimanere integro, e quindi questo è positivo, sono tutti contenti. Sono passato dall'altra parte e dovrò fare delle scelte, quindi hanno capito che adesso non sono più il compagno di squadra, ma sono il mister, e penso che siano messi a disposizione per accettare il ruolo. C'ho l'impressione positiva. Sicuramente sì, sicuramente sì. Volevo chiedere una cosa, se posso. Lei farà il giocatore allenatore o solo allenatore? Allora, io adesso ho preso in mano la squadra e sto allenando. È chiaro che mi auguro che tutto fili liscio, che non ci sia necessità. È chiaro anche che per farsi trovare pronto da giocatore bisogna allenarsi, quindi non allenandomi vi è difficile poi che un giorno De Cecco metta sulla maglietta e scenda in campo. Però questa possibilità la teniamo lì nell'angolino in caso di necessità. Questo è quanto, ma farò l'allenatore a tutti gli effetti. L'uso di minuti io? Sì, no, ma infatti volevo dire, non so se avete impegni di campo. Sì, c'è il campo. Sì, allora non so, possiamo liberare il mister, che così continua. Noi facciamo una seconda parte di conferenza stampa dedicata un attimo a una parentesi per quello che riguarda i tifosi che devono presentare un progetto per la trasferta di Montello, e anche una breve presentazione di quello che è l'album delle figurine del Portogallo Calcio, per cui direi che Andrea, grazie. E allora ci fermiamo qua ancora. Sì, grazie. Allora velocemente vi faccio la presentazione di quello che è l'album delle figurine del Portogallo Calcio, l'azienda Noi Sportivi, l'associazione Noi Sportivi ha presentato questo album d'accordo con naturalmente noi. È una delle tante cose che abbiamo fatto anche nell'ottica dei 100 anni del Portogallo Calcio. Mi pare sembrava già stato realizzato gli anni scorsi, diciamo il passato. Questo è molto più organico, è molto più completo, in quanto ecco qua, e oltre ad avere naturalmente la raccolta di tutti quelli che sono dalle squadre giovanili ai più piccoli, dai primi calci a veramente i piccoli amici e tutti quanti, abbiamo a finire con la parte che riguarda la prima squadra maschile e femminile. Abbiamo anche una parte storica con delle foto particolarmente significative sia delle formazioni che anche di immagini storiche, per cui parliamo proprio dal 1919 se possibile in poi. Sono 496 figurine. Le figurine sono tutte quante acquistabili nelle edicole di Portogruaro. Questi saranno i pacchettini al costo di 70 centesimi. Gli album verranno dati gratuitamente a tutti quanti i tesserati del Portogruaro Calcio. Naturalmente se altri vorranno acquistarli penso che li troveranno o in sede da noi o anche nelle edicole, e quindi questa è un'iniziativa, anche questa interessante, Presidente. Si potrebbe anche ricominciare il famoso gioco delle figurine, dello scambio delle figurine, che è un po' l'anima di queste raccolte, che naturalmente invitiamo tutti quanti a voler completare, perché un album con 496 foto che riguardano il Portogruaro tra 100 anni, a patto che si conservi, sarà sicuramente un documento eccellente, un documento molto importante. Quindi Presidente, questa è un'iniziativa che abbiamo portato avanti, abbiamo concluso, e da qui a qualche mese continueremo nella promozione di questa iniziativa. Sì, è una delle tante cose che stiamo mettendo in campo, e sicuramente farà piacere almeno a tutti i bambini che giocano nel Portogruaro Calcio, ma credo anche alle mamme e ai genitori, insomma, perché io facevo una raccolta delle figurine Panini e ce le ho ancora a casa dal 70 in poi, quindi
Per 12 anni ho gli album quasi tutti completi. Questo è il primo pacchetto. Questo è il primo pacchetto. Allora, abbiamo delle foto di ragazzini della prima squadra, sono 5 figurine. Ecco, questo per esempio è un particolare di una foto storica, Presidente. Mi aiuti a identificare qualcuno? Identifico qua Nadalutti. E Visioli. Che coincidenza! Ci sono delle foto che naturalmente dopo verranno anche composte con dei particolari, saranno 6, 8 frame, diciamo così, e anche queste sono delle cose simpatiche che dopo andranno a riempimento dell'album. E quindi questo è il discorso. Probabilmente nella parte finale del campionato, la penultima giornata, l'ultima giornata, faremo anche un gazebo dedicato per i bambini per lo scambio delle figurine come si faceva una volta. Ecco, sarà anche un momento di scontro conviviale con le famiglie, sempre in ottica centenario. E in ottica centenario già, non questa domenica, ma domenica prossima, al termine del derby Sabato. Di sabato prossimo faremo, al termine appunto del derby contro la Iulia, ci sarà questo piccolo concerto Sì. Allora sabato, naturalmente già tutti quanti sapete che la partita viene anticipata al 23 febbraio, inizio, non mi smetterò mai di dirlo, ore 16:30. 16:30 per portare la partita a terminare intorno alle ore 18:30 e iniziare una sorta di, chiamiamola aperitivo allo stadio, aperitivo in musica, dove con la partecipazione dei Granelli di Sabbia, che suoneranno live allo stadio Mecchia, sembra un evento di quelli da concerto importante, ma in effetti è così, almeno per noi. È un gruppo molto conosciuto, musica anni 60, 70, 80, e adesso sui social e sul sito naturalmente verrà promossa l'iniziativa, e quindi siete tutti quanti invitati. Naturalmente dalle 18 in poi i cancelli sono aperti praticamente, e quindi potete venire a assistere, se volete naturalmente, anzi mi raccomando, prima la partita e subito a seguire concerto e bere una birra di compagnia, e mangiare un panino insieme, perché abbiamo anche dei fornitissimi stand enogastronomici. Volevo dare adesso 30 secondi, cioè il tempo che serve, la parola al rappresentante dei tifosi della Curva B, che sta organizzando un'altra cosa importante per la trasferta di Montello. Se non sbaglio qua abbiamo le due cose. Allora, la dimostrazione della fedeltà, nonostante gli avvenimenti di domenica, noi lunedì eravamo già pronti. Abbiamo deciso di organizzare il pullman per la trasferta, sono 54 posti. Chiediamo solo a voi e alla società di divulgare questa notizia per riuscire a raccogliere i parenti dei giocatori qualcosa, perché se non lo riempiamo sono un buco economico per noi della Curva B. Solo questo. Eventualmente esporlo lì in biglietteria sabato, così raccoglieremo gli ordini direttamente in curva, o se no, se qualcuno vuole lasciare, sono 12 euro solo il pullman, d'accordo con mezzi Granelli di Sabbia. Loro vogliono andare a pranzo, c'è la possibilità di andare su un ristorante a pranzo, se no pranzo al sacco. Solo questo. Grazie. Ottimo, grazie anche del supporto che quotidianamente, cioè domenicalmente in casa e fuori ci portate. Diciamo che poi in un'ottica di partita e poi di divertimento ci saranno altre iniziative al termine di altre partite nei mesi di aprile e di maggio, ma soprattutto vi volevo anche dire che devo trovare il giorno che Russo è libero, e in quella giornata, che può essere tra l'ultima settimana di aprile e i primi 15 giorni di maggio, faremo un convegno con degli ex giocatori di Serie A e dei psicologi sportivi, dove parleremo appunto di sport, famiglia, rapporti e società, diciamo così. Sì. E sarà aperto non solo alle associazioni sportive che si occupano di calcio, ma a tutte le associazioni sportive dell'andamento in Portogallo. Chi avrà piacere sarà il benvenuto. Questo sempre in un'ottica di ravvivare un po' questo
territorio che ha bisogno di iniziative. Questo evento verrà fatto qua allo stadio o No, A teatro. a teatro? Sì, sì, sì. Perché se poi becchiamo la giornata di pioggia... Anche perché insomma merita appunto un palco importante, e essendo aperto un po' a tutta la cittadinanza, naturalmente non solo agli sportivi o strettamente agli addetti ai lavori, è giusto anche dare un po' di comfort ulteriore, quindi la presenza all'interno del nostro teatro. Bene, basta. Bene, Cioè, io direi bene, che bene, dobbiamo grazie. vincere. È stata una conferenza stampa bella ricca, anche di presenze, quindi vi ringraziamo e basta, siamo qua, ci vediamo A Fonzato. sabato prossimo.